Aima è nata nel 2012 per volontà di 6-7 persone motivate a suonare insieme. Di fatto erano persone con un altro lavoro, quindi che non fanno i musicisti di professione e che per trovare persone con cui condividere la propria passione hanno deciso di fondare un'orchestra. Aima ha dunque un'orchestra che si chiama Contrarco e ha anche un gruppo di musica da camera perché vogliamo offrire a tutti quelli che suonano per passione una possibilità di fare quello che chiedono a 360 gradi. L'associazione di musica da camera è mutuata su un progetto belga e ha circa 120 membri nella zona di Milano. Purtroppo sono a Milano, siamo gemellati con Ginevra, Lille e Bruxelles. Di fatto quello che è il nostro scopo principale è il conciliare la musica con la vita quotidiana. Quindi, a differenza di quello che accade oggi nell'educazione musicale, non vincolarla a un professionismo, ma farla entrare la musica nel bagaglio culturale della vita di tutte le persone. Quindi il fatto che qualcuno suoni per noi è qualcosa che fa parte della cultura, come dire, diffusa. Ci teniamo molto a diffondere il valore che suonare non è una questione elitaria, ma è qualcosa che può riguardare chiunque. Tantissimi hanno studiato, spesso flauto, violino, pianoforte, clarinetto. Tantissimi smettono di suonare perché non trovano uno sbocco professionale. Crediamo che noi vogliamo offrire a queste persone la possibilità invece di incontrare altri con la stessa passione e quindi di andare avanti. In orchestra abbiamo di tutto, si va dagli ingegneri informatici ai chimici, io mi occupo di marketing, ci sono avvocati, ci sono medici, c'è chirurgo, ci sono studenti di fisica, di architettura, c'è chi lavora presso le finanze, insomma c'è veramente di tutto. E le motivazioni che spingono le persone a venire a suonare con noi sono anche diverse, perché ognuno ha una sua motivazione personale. C'è quello che ha studiato e non vuole praticare musica a un certo livello, c'è quello che vuole trovare e conoscere altre persone. Abbiamo tantissimi stranieri in Contrarco in particolare, sono persone che magari vogliono incontrare altri, sono appena trasferiti a Milano e cercano persone con cui socializzare. Gli istinti sono molto diversi, le persone sono molto diverse, lo scopo principale di tutti è quello di condividere la propria passione con chi appunto ha la stessa passione. Io interpreto il professionismo come il fatto che si è chiamati a fare qualcosa dietro un compenso. Si deve avere un certo standard, quindi si devono suonare tutte le note secondo un certo modo e portare a casa il risultato. Per gli amatori lo scopo è condividere la propria passione. Il che non vuol dire che si possa suonare male o si possano prendere sotto gamba la musica, c'è sempre un rispetto e un amore verso la musica. Gli amatori lo fanno per una volontà propria, senza un compenso, esattamente la stessa differenza che c'è tra un impiegato e un volontario. Se uno si impegna nel volontariato è perché ha uno scopo, vuole condividere un certo valore o una certa pratica e lo fa senza bisogno di avere un compenso. La differenza è soltanto questa.